Buongiorno ai titoli. Palermo, tragedia Sferracavallo, muore un uomo schiacciato dal peso del cognato al culmine di una lite familiare. Accoltellato mentre era in servizio all'ASP di Palermo, il medico racconta i momenti dell'aggressione, resta l'allarme sicurezza per il personale sanitario. Crisi Pfizer a Catania, i lavoratori si mobilitano contro i 360 esuberi e chiedono un intervento delle istituzioni. I sindacati denunciano il rischio per la dismissione del polo farmaceutico. Un sistema integrato di mezzi pubblici per raggiungere il centro di Catania senza l'auto è il nuovo piano di trasporto locale pensato per i pendolari. A Trapani è aperto il cantiere atteso da 60 anni degli agricoltori in contrada Roccolino Soprano, lavori fondamentali per portare acqua a migliaia di ettari di coltivazioni e ridurre gli sprechi. Calcio, presentato il direttore sportivo del Catania Varrà, buona l'intesa con il neo allenatore Longo. Serie B, il Palermo da oggi in ritiro in Trentino Alto Adige dopo Hernani, Estevez e Cassandro. Inzaghi attende altri rinforzi dal mercato. Buongiorno, benvenute e benvenuti. È dunque una tragedia familiare che si è consumata a Palermo, muore schiacciato dal cognato che gli cade addosso al culmine di una lite. È l'ipotesi degli investigatori che stanno indagando sulla morte appunto di un uomo avvenuta a Sferracavallo, borgata marinara del Palermitano. Manlio Viola. Muore al culmine di una lite familiare scoppiata a casa della sorella. È accaduto a Sferracavallo. La vittima è Giacomo Magarini, 48 anni. Il suo cadavere è stato trovato dai carabinieri intorno alle 13 di oggi in una stradina a margine di un complesso residenziale, un residence della borgata marinara del Palermitano, dove erano stati chiamati appunto per la lite. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine dello scontro, ma la dinamica è tutta da comprendere. Magarini sarebbe andato a casa della sorella e qui sarebbe esplosa la lite con il cognato, il marito della donna, un uomo dalla stazza decisamente imponente. Lo scontro da verbale sarebbe diventato fisico e al culmine della lite ad avere la peggio sarebbe stato Magarini. Durante questo scontro i due sarebbero caduti l'uno sull'altro e questo potrebbe aver avuto un ruolo nella tragica morte, anche se l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire, così come la causa della morte. Le indagini dovranno accertare quanto c'è di accidentale nella vicenda e quanto i fatti possano essere definiti un omicidio. L'ipotesi al momento privilegiata è che il cognato, sovrastando la vittima con la sua stazza, gli avrebbe causato danni e lesioni letali cadendogli addosso, ma è soltanto una prima ipotesi. Anche per questo si protraggono gli accertamenti dei militari dell'Arma. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Francesco Cusumano, indagato per l'omicidio del coinquilino Francesco Spataro, avvenuto il 5 luglio a Palermo. Il giudice ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Durante l'interrogatorio l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso ci occupiamo del medico dell'ASP che ha accoltellato a Palermo e che dice: mi sono salvato per miracolo, devo dire grazie ai miei collaboratori. L'uomo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio. Marco Gullà. Sto bene, per quello che è successo veramente non bene, benissimo, insomma sono quasi miracolato. Chi parla è il dottore Francesco Sutera, ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico dopo essere stato accoltellato ieri mentre era in servizio all'ufficio presidi ausili del PTA Guadagna di via Arcoleo a Palermo. Ripercorre quei tragici momenti con la voce ancora provata. L'uomo che lo ha aggredito è stato arrestato per tentato omicidio. Io praticamente appena ho visto, perché lui è entrato nella stanza e ha chiuso la porta, e già questo è un brutto segnale. Io però ero chiaramente sul chi va là, però ho cercato di ascoltare quello di cui lui aveva bisogno. Poi quando ho visto che stava estraendo il coltello, a quel punto sono riuscita a superarlo, a aprire la porta e scappare. A quel punto pensavo che
non mi avrebbe inseguito, non avrei mai pensato che mi inseguisse. Un fiume di solidarietà per il medico accoltellato. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo chiede di poter istituire il daspo sanitario per tutti coloro che aggrediscono i sanitari, ovvero l'allontanamento dai luoghi di assistenza salvo emergenze indifferibili e solo attraverso percorsi protetti e presidiati dalle forze dell'ordine. Intanto il dottore Sutera ci tiene a ringraziare chi ieri lo ha salvato. Io ringrazio i miei collaboratori perché io sono vivo grazie a loro e veramente sono delle persone straordinarie a cui voglio bene. Vertenza Pfizer a Catania, l'Assemblea dei lavoratori conferma il sit-in di protesta per il 17 luglio in attesa della riunione del tavolo ministeriale. La multinazionale ha deciso i 330 licenziamenti. Luca Ciliberti. Nell'assemblea unitaria convocata oggi è stato deciso che i lavoratori Pfizer di Catania resteranno uniti contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale. È venuto fuori un programma che intanto prevede il 17 un sit-in qua davanti e il 22 uno sciopero. Ci divideremo fra Roma e Catania davanti all'azienda. 330 esuberi ai quali si aggiungono altre 40 unità del Randstand, alcuni impiegati da oltre 10 anni su un totale di 543 dipendenti. La scelta di chiudere 2 linee di produzione sembra l'anticamera della dismissione del polo farmaceutico etneo. Abbiamo delle maestranze che sono altamente qualificate, da manutenzione, preparatori, capogruppi che conducono delle linee di inflaconamento di materiale sterile che poi va per salvare tante vite umane, che è lo sponsor fra l'altro di Pfizer. I sindacati denunciano un piano di dismissione del sito cominciato anni fa senza investimenti concreti per restare sul mercato. Una speranza potrebbe arrivare da un nuovo acquirente. Noi chiediamo al governo, al ministro, di mettere in mora la Pfizer, perché la Pfizer è riuscita negli anni a demolire questo stabilimento. L'azienda ha deciso di andare via, di lasciarci, nella speranza di trovare un compratore che in questo momento ci sembra un'ipotesi auspicabile a questo punto, visto appunto che l'azienda ci vuole lasciare, ma difficile da realizzare perché ci sarebbero degli interventi anche di rinnovo delle tecnologie che abbiamo. Adesso la palla passa alla politica. La posizione dell'amministrazione comunale qual è? Questo silenzio perché? Mi pare che deve trovare qualche soluzione anche, soprattutto il sindaco, no? Che si perda questa forza lavoro in città. Queste le voci dei sindacati unitari, quindi CGIL, CISL, UIL e anche gli autonomi. Decine di orecchini, anelli, collane. La polizia ha ritrovato nascosta nella campagna di Gela gran parte della refurtiva di una rapina a un grossista di gioielli. GR Italia. 1,4 kg di gioielli in oro recuperati e una presunta terza complice individuata. Proseguono gli sviluppi dell'inchiesta sulla rapina messa a segno lo scorso 24 aprile in corso Vittorio Emanuele a Gela ai danni di un commerciante di preziosi. Dopo il fermo il 3 maggio dei 2 presunti autori materiali del colpo, 2 cugini gelesi di 40 e 36 anni, le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di recuperare gran parte della refurtiva, nascosta in un'abitazione rurale nelle campagne di Gela, nella disponibilità di uno degli indagati. Secondo gli investigatori, quel pomeriggio i 2, con il volto travisato e a bordo di uno scooter senza targa, avrebbero sorpreso il gioielliere alle spalle, strappandogli con violenza una borsa e uno zaino contenenti preziosi per un valore di circa 200.000 euro, per poi fuggire. Determinanti per la loro identificazione sarebbero state le immagini della videosorveglianza cittadina, che hanno permesso di ricostruire l'intero percorso di fuga. Le indagini si sono poi concentrate sulla fase preparatoria della rapina. Gli agenti hanno identificato una 35enne catanese ritenuta vicina a uno dei 2 indagati. La donna avrebbe effettuato, su indicazione del 40enne, 2 telefonate al gioielliere, utilizzando un'utenza intestata a un centro estetico di Catania per verificarne la presenza a Gela nei giorni precedenti al colpo e pianificare così l'azione. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri gioielli riconducibili alla rapina. La donna è stata denunciata per rapina in concorso. Complessivamente sono stati recuperati 1,4 kg di monili. Le indagini proseguono per rintracciare la parte refurtiva ancora mancante e chiarire ogni ulteriore responsabilità nella pianificazione e nell'esecuzione del colpo. Restiamo a Gela, dove proseguono le ricerche del 60enne che era uscito in mare con la canoa del figlio, non ha fatto più ritorno. Ancora GR Italia.
Sono riprese all'alba e non si sono mai fermate. È una ricerca contro il tempo, quella in corso lungo il litorale di Gela, dove da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di un uomo di 60 anni. Secondo le ricostruzioni, il disperso si sarebbe allontanato in mare a bordo di un piccolo mezzo da diporto, probabilmente una canoa. Un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori, mentre le condizioni del mare, caratterizzate da un moto ondoso sostenuto, potrebbero aver avuto un ruolo determinante nella scomparsa. La macchina dei soccorsi è stata progressivamente potenziata. Oltre alle motovedette della Guardia Costiera operano i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia di Stato e i volontari. Dall'alto vengono perlustrati ampi tratti di mare, mentre a terra le squadre battono metro dopo metro la linea di costa. Le ricerche sono partite e stanno continuando tuttora tramite mezzi aerei, mezzi navali e personale a terra. Sono in campo i sommozzatori dei vigili del fuoco e dovrebbero anche partecipare dei droni dei vigili del fuoco che arriveranno da Palermo. Al momento, nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, nessuna traccia del disperso. Ogni elemento viene verificato e ogni segnalazione approfondita. Il coordinamento resta affidato alla Capitaneria di Porto, che continua a dirigere un'operazione complessa, resa ancora più difficile dalle condizioni del mare. Un sistema di trasporto pubblico integrato per evitare l'assedio delle auto dei pendolari su Catania. È stato presentato così il piano del trasporto locale. Orazio Longo. Raggiungere Catania dai comuni dell'area metropolitana senza usare la macchina. Presentato nella sede della provincia il TPL, Trasporto Pubblico Locale Comuni Viciniori. Progetto realizzato grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro. Il nuovo servizio, avviato l'1 luglio, consente di raggiungere più facilmente Catania da Mascalucia, da Mister Bianco, da San Gregorio, da San Pietro Clarenza, Sant'Agata di Battiati, Tremestieri, Gravina e Aci Castello, grazie ad autobus elettrici della MTS che si interscambiano con la rete della metropolitana, offrendo un sistema di trasporto pubblico integrato con un biglietto al costo di 2 euro, bus più metro, o un abbonamento mensile integrato a 35 euro. Il biglietto ordinario è di 1,40 euro. Eliminare questi margini fra città e l'Interland e i paesi di prima fascia, dando anche l'opportunità non solo di una connessione attraverso il trasporto pubblico locale, ma di un miglioramento della qualità della vita, perché se io sono in auto, incolonnato, vivo condizioni di stress. Sono 60.000 le vetture che quotidianamente si spostano dai comuni viciniori verso Catania. 4.500 nell'ora di punta si riversano sulla circonvallazione. Con questo nuovo servizio si punta a ridurre questi numeri. Per il cittadino che cosa succede? Avrà la possibilità di poter prendere il bus, faccio esempio a San Pietro Clarenza, e con lo stesso biglietto arrivare alla stazione Milo e lì prendere la metro per raggiungere il luogo che lui ritiene più opportuno. Sopralluogo del presidente Schifani a Porto Palo e Marzamemi nel Siracusano per fare il punto sui lavori dopo la devastazione del ciclone Harry. Francesco Loi. Abbiamo dato una risposta ad un territorio che era messo a repentaglio nella sua economia, ce ne siamo subito resi conto nel raccogliere l'appello del sindaco in prefettura il 5 febbraio di quest'anno. Lavori terminati prima del previsto. Il presidente della regione Schifani tiene a precisarlo durante la visita al porto di Portopalo di Capopassero nel Siracusano. Sono soddisfatto grazie alla collaborazione tra regione, comune, genio civile e anche la stessa marineria che ha avuto la pazienza di attendere. Questa banchina era stata distrutta dal ciclone Harry. Adesso manca qualche piccola rifinitura prima dell'inaugurazione ufficiale. Noi abbiamo scommesso sui sindaci, ho voluto fortemente investire di responsabilità non solo istituzionale ma anche finanziaria i sindaci per l'individuazione delle sommergenze degli operatori. Ma i mesi scorsi per i pescatori della zona sono stati sacrifici su sacrifici. Qui nel comune più a sud del Siracusano quasi tutti lavorano nel settore ittico. Sacrifici a livello di qualunque cosa, per tipo a scendere i pesci, a fare, questa è una soddisfazione che in tempi celeri sono riusciti a soddisfare le nostre esigenze. Ma durante la sua tappa Schifani ha fatto visita anche al Porto Fossa a Marzamemi, dove sono in corso altri lavori. Intanto la regione ha stanziato quasi 2 milioni di euro per i comuni del Catanese colpiti dal terremoto del 4 marzo. Breve pausa, poi a Trapani, dove pensate dopo 60 anni apre il cantiere per la diga Trinità. Si è aperto il cantiere atteso da 60 anni che porterà acqua a migliaia di agricoltori trapanesi. Laura Spanò.
Sono partiti in contrada a Roccolino Soprano a Mazara del Vallo i lavori relativi ad un'opera strategica per il trapanese attesa da 60 anni. Riguardano gli interventi di miglioramento idraulico e di riefficientamento della rete irrigua alimentata dalla diga Trinità sul fiume Delia. I lavori sono gestiti dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani e prevedono investimenti per oltre 11 milioni di euro divisi in più stralci funzionali. Reti realizzati 60 anni fa che chiaramente abbisognano di interventi di manutenzione, di sostituzione e quindi di ammodernamento. E su questo chiaramente ci siamo portati avanti come Consorzio di Bonifica grazie all'impegno dell'assessore San Martino ma del governo della regione e del Parlamento, che sono state messe nella disponibilità dei consorzi di bonifica risorse sui fondi FSC. Sono tutti quei progetti che non erano stati finanziati dal sistema Dania del Ministero dell'Agricoltura ma che poi sono stati tutti riprogrammati e rifinanziati con delibera di giunta di governo, e quindi i consorzi di bonifica della Sicilia avranno risorse per 250 milioni di euro per ammodernare le reti irrigue. Interventi questi resi ancora più urgenti dalle necessità idriche del territorio trapanese e dall'autorizzazione concessa in via sperimentale dal Ministero per l'innalzamento della quota della diga. La musica dei giovani talenti arrivati da tutto il mondo per partecipare al concorso internazionale Ibla Grand Prize queste sere a Ragusa. Il sogno di una carriera nei grandi teatri prende forma tra le piazze e i vicoli del barocco. Veronica Barbarino. Tra i vicoli barocchi di Ragusa Ibla, in questi giorni i sogni hanno il suono della musica. Fino all'11 luglio musicisti e compositori arrivati da ogni parte del mondo, compresi Ucraina, Russia e Israele, si sfideranno per vincere la 35esima edizione del concorso Ibla Grand Prize. In palio l'opportunità di esibirsi al Carnegie Hall di New York, un trampolino di lancio verso una carriera artistica internazionale. Ogni nota racconta quindi un sogno e ricorda che l'arte sa unire ciò che i confini spesso dividono. Breve pausa alla pagina dello sport, il calcio con le squadre del Catania e Palermo. Al calcio, il Catania svela le sue mosse di mercato, presentato il DS Varrà che avrà il compito di sfoltire l'organico, di abbassare l'età media. Oggi il raduno in sede, dal 27 luglio al 7 agosto il ritiro a Norcia. Tonino De Mana. Strategie, budget e prospettive. In un mezzogiorno di fuoco sono state svelate le prime mosse del nuovo Catania. Taccuini e microfoni per il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà, incaricato di costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B, obiettivo fallito nelle precedenti stagioni a fronte di importanti investimenti. Ma d'ora in poi si cambia registro con l'obiettivo di sfoltire l'organico e soprattutto di ringiovanirlo. Abbiamo l'idea sicuramente dove intervenire, cambiando sicuramente strategia per quanto riguarda la questione tecnica. Quindi bisogna intervenire tantissimo, soprattutto nelle uscite prima delle entrate. Non sarà facile perché comunque è un mercato che va a rilento, anche perché c'è la situazione della salary cap, quindi hanno problematiche diverse squadre, perché bisogna capire, stabilire su quali criteri bisogna adoperare. L'esperienza di Varrà lo scorso anno al Napoli dopo le collaborazioni con Pasqualino Foggia al Benevento è una garanzia per le ambizioni del club di Pelligra ed è già ottimo il feeling con il nuovo allenatore Longo. Il mio rapporto con l'allenatore è un rapporto molto diretto, molto vero, ci stimiamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Quindi ecco perché dico col mister abbiamo un rapporto non stupendo, di più, quindi ci confrontiamo, ma oltre il rapporto c'è un'idea di calcio simile. Domani intanto la squadra si ritrova in sede per il ritiro precampionato, primo step dedicato alle visite mediche. Il ritiro sarà diviso in due parti, dal 10 al 26 in sede, dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria, il giorno dopo il primo impegno ufficiale della stagione con la sfida al Vicenza per il primo turno di Coppa Italia.
Serie B sono 28 i calciatori convocati da Inzaghi per il ritiro del Palermo che scatta oggi in Trentino Alto Adige. Marco Gullà. Da domani tutti in ritiro. Il Palermo accende i motori in vista della prossima stagione. In Trentino Alto Adige i rosanero con 3 nuovi innesti, Hernania, Stevez e Cassandro, lavoreranno agli ordini di Pippo Inzaghi per provare ad essere protagonisti nel campionato di Serie B. La squadra parte quindi con una base già più strutturata, ma il reparto offensivo resta ancora da completare con 2 esterni e un'alternativa a Poyampalo. Il Palermo accelera per Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. I rapporti tra i 2 club sono buoni e il giocatore viene considerato un profilo adatto per rinforzare la tre quarti. Giovane, rapido e capace di creare superiorità numerica. Tra le opzioni valutate spunta anche Ngonge, attaccante belga del Napoli, reduce da una stagione complicata tra Torino ed Espanyol. Restano sotto osservazione Compagnon, Bragantini, Anquist e Rui Modesto, mentre per il centrocampo continua a piacere Trimboli del Mantova. Sfuma Marras, che dovrebbe invece andare al Pisa. È tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.